Negli ospedali veneti mancano medici dell'emergenza urgenza a centinaia. In tutto il 2023 Azienda Zero ha messo a bando 299 posti per reclutare altrettanti specialisti da dividere tra gli ospedali della regione, ma i concorsi si sono presentati in un numero assolutamente insufficiente. 25 medici in graduatoria, altrettanti vincitori e quindi 274 posti rimasti scoperti nei pronto soccorso della regione, che per questo sono costretti a rivolgersi alle cooperative private per continuare a erogare il servizio. E la situazione è simile per i reparti di anestesia e rianimazione: 138 posti messi a bando in tutto il 2023, 110 nomi in graduatoria, ma appena 14 vincitori. I rimanenti 96 candidati risultati idonei sono tutti specializzandi. Grazie al decreto Calabria possono essere assunti, ma non alla stregua di vincitori di concorso, fa presente Massimo Annicchiarico, numero 1 della sanità veneta. Peraltro, anche tra gli studenti che hanno chiesto di essere inseriti nei reparti di terapia intensiva non c'è una geografia armonica. Se gli 8 posti messi a bando dall'azienda universitaria di Verona riescono ad essere coperti grazie ai 28 specializzandi che si sono candidati, questo non è possibile invece nella maggior parte dei rimanenti territori. Nell'ULSS 3 veneziana 41 posti a bando, 12 candidati specializzandi e nessuno specialista. Nell'ULSS 4 del Veneto orientale 17 posti a bando e 2 candidati. Nell'ULSS 5 Polesana 18 posti e 3 candidati. Nell'ULSS 6 Euganea 17 posti e 15 candidati. E nell'ULSS 7 Pedemontana 17 posti e addirittura nessun candidato. Purtroppo la medicina d'urgenza e l'anestesia sono 2 specialità in grandissima sofferenza, ammette Annicchiarico. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 27 ottobre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la sanità veneta. Il 2023 è nero, scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, banditi posti per 1023 medici, ma solo 300 saranno assunti. Il direttore generale della sanità veneta, Annicchiarico, lo dice apertamente: anestesia e pronto soccorso sono in crisi. Lo abbiamo letto nella prima colonna dell'articolo di Laura Berlinghieri, appunto per i quotidiani del gruppo Gedi in edicola oggi. E a questa notizia davvero preoccupante per il futuro della sanità pubblica in Veneto si accompagna il commento della consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, che chiede perché, se la carenza stimata è di 3.500 medici, Azienda Zero ha messo a bando poco più di 1 migliaio di posti. È un depotenziamento strisciante a favore del sistema privato nel pieno della modifica delle schede ospedaliere del 2019, e il fatto che i medici non si presentino ai concorsi non è una giustificazione, perché i posti devono essere parametrati sulla base della necessità. Lo stesso ragionamento vale a maggior ragione per gli infermieri, perché in tutto il 2023 sono stati messi a bando soltanto 711 posti a fronte di carenze di personale ben maggiori. La consigliera regionale si rivolge ad Annicchiarico sollecitandolo sul fenomeno delle mancate assunzioni, chiedendo il numero esatto di medici, infermieri e operatori del comparto che, pur vincitori dei concorsi, non hanno ancora preso servizio. Avere un dato è difficile, risponde Annicchiarico. Le assunzioni dovrebbero essere perfezionate entro l'anno, al massimo a inizio 2024. Parla quindi dei candidati risultati vincitori e gli idonei. In questo caso le assunzioni verranno valutate dalle aziende secondo i limiti delle previsioni dei piani triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti di spesa assegnati. Il grande paradosso della sanità però rimane: mancano medici e i pochi che ci sono non vengono assunti, commenta in conclusione la giornalista Laura Berlinghieri. Ma noi voltiamo pagina e torniamo a parlare di un tema che continua ad affacciarsi sui quotidiani locali del Veneto. Uomini e animali, una convivenza sempre più difficile. Cervi, lupi e orsi scendono in paese. Fauna selvatica triplicata in 30 anni. L'articolo
di Stefano Bensa è sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi. Cresce la preoccupazione dopo gli ultimi incidenti, colpa dello spopolamento e del cambiamento climatico. Questa crescita appunto non solo della preoccupazione ma anche proprio della fauna selvatica che compare nelle zone abitate dall'uomo nei paesi che però appunto sono sempre più spopolati. C'è il commento di Enrico Sturaro, docente di scienze animali del Dipartimento di Agraria dell'Università di Padova, che dice: è essenziale la cura del territorio e gli inverni meno rigidi del resto hanno ridotto la selezione naturale, quindi è normale in qualche modo che aumenti la popolazione della fauna selvatica in conseguenza appunto al cambiamento climatico. Le misure messe in campo dalla regione sono quelle per il contenimento delle specie appunto della fauna selvatica. La regione ha appena comprato nuove trappole anche per contenere i cinghiali. A preoccupare maggiormente naturalmente sono i grandi animali come gli orsi, il lupo, ma anche i cervi. Il Corriere del Veneto pubblica infatti la foto di un SUV ammaccato. L'ultimo episodio è accaduto a Sospirolo. Mercoledì mattina un SUV ha travolto un cervo nel Bellunese. A bordo c'era anche una bambina costretta a ricorrere alle cure dell'ospedale, pesantemente danneggiata l'auto naturalmente. Vedremo come proseguirà questa vicenda, una delle tante storie legate al cambiamento climatico e anche in questo caso all'inverno demografico e ai processi di inurbamento, di spopolamento delle aree periferiche e quindi di abbandono dei paesi che hanno sempre meno abitanti e invece sempre più fauna selvatica, che almeno ogni tanto fa capolino anche nelle strade dei paesi. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Vajont, il boom di turisti, 60.000 paganti sulla diga. Siti del disastro, seconda meta preferita in Friuli Venezia Giulia dopo Miramare. Il 60° anniversario ha attirato più persone e adesso bisogna prenotare per visitare la diga. Scuola in prima fila, a novembre si chiude ma le visite sono già state fissate per altri 3 mesi in primavera. Voltiamo pagina, un'altra notizia flash. Qui siamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. Trivelle, il governo accelera, via libera a nuove concessioni. La misura per l'Alto Adriatico è nel decreto energia che la settimana prossima andrà in Consiglio dei Ministri. La norma è inserita tra le misure per il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale. Riguarda appunto l'Alto Adriatico. Ma per il tavolo tecnico regionale le estrazioni di gas nelle concessioni minerarie non devono essere autorizzate. Si profila quindi un possibile scontro tra regione e governo, anche se sul tema delle trivelle il presidente della giunta regionale Luca Zaia non ha mostrato in passato particolare coraggio e anzi tendenzialmente si è adeguato alle nuove politiche del governo Meloni, riuscendo a ottenere soltanto un tavolo tecnico che però sembra aver dato un esito completamente opposto a quello che è stato invece deciso dalla politica. Quindi il tavolo tecnico dice che le estrazioni di gas nelle concessioni minerarie non devono essere autorizzate, una conclusione che stride invece con la decisione del governo di dare il via libera a nuove concessioni. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo proseguiamo la rassegna stampa di oggi, che si avvia alla conclusione con una notizia che troviamo sulle pagine del Gazzettino. Butta fuoco alla Biennale, Zaia e Brugnaro gli danno il benvenuto, Fratelli d'Italia esulta, espugnato un feudo, dice il senatore Raffaele Speranzon del partito di Giorgia Meloni. Il governo ha designato il nuovo presidente della Biennale, quindi si tratta del giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco, intellettuale di destra. Il Partito Democratico parla di concezione proprietaria della cultura. Nel frattempo l'attuale presidente Ciccutto rimarrà in carica fino a marzo 2024 e incassa il grazie del presidente della regione e del sindaco Luigi Brugnaro. Leggiamo in breve le dichiarazioni dello scontro politico.
Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia, dice: infranto un altro tetto di cristallo, ora cambio di passo. Piero Fassino del Partito Democratico dice: la Biennale non può essere ridotta a uno scalpo. Vittorio Sgarbi dà anche lui un suo commento: un poeta, conversione all'Islam, garanzia di originalità. Sì, perché come ricorda il Gazzettino, Buttafuoco è un intellettuale icona della destra ed è diventato musulmano, saprebbe parlare anche alla sinistra, secondo il ritratto appunto della giornalista Alda Vanzan sulle pagine del Gazzettino. Lo scrittore siciliano dalla gioventù missina libero pensatore, nel 2015 Salvini voleva candidarlo ma l'amica Giorgia disse no. Sempre il Gazzettino. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi, che titolano con un gioco di parole: la Biennale va a Buttafuoco. La nomina dello scrittore gradito alla destra diventa un caso politico, fra comunicati e dietro front. Ciccutto resta fino a marzo. L'affondo di Fratelli d'Italia, infranto un altro feudo della sinistra usato per gli amici. Qua sono sempre le parole di Speranzon. Insorge il Partito Democratico, visione agghiacciante di come la destra pensi alle istituzioni. C'è il commento di Francesco Rutelli che invece esprime la propria stima. Pietrangelo è uno spirito libero e pluralista, persona che stimo, dice Rutelli, dovrà prendersi un po' di accento veneziano per andare in laguna, è certamente un intellettuale mai banale, sicuramente promuoverà la ricchezza e il pluralismo di quella che è una delle maggiori istituzioni culturali al mondo e tra le più antiche, ha detto ieri all'ANSA Francesco Rutelli. Del pluralismo la Biennale ha fatto la bandiera rappresentativa in un mondo in cui invece la cultura sta tornando ad essere strumento al servizio del potere. Storicamente la forza della Biennale è stata di essere un grande strumento di libertà. Sono certo che Buttafuoco, uno spirito libero, lo saprà proseguire e interpretare al meglio. Queste le parole di Francesco Rutelli. Chiudiamo la rassegna stampa con le ultime due notizie flash. A Verona, tolta la divisa a 12 agenti, coprirono le torture dei colleghi sospesi dal servizio per un anno. Il sindacato sono tutti presunti innocenti. L'articolo è di Laura Tedesco sulle pagine del Corriere del Veneto. E infine i tagli agli enti locali, la finanza pubblica, le riforme. Comuni, il governo taglia 30 milioni di euro, servizi a rischio, tasse più alte, mense, trasporto scolastico, biblioteche, disabili, sindaci preoccupati per appunto i tagli del governo. La spending review si applica ai municipi virtuosi, non a quelli in dissesto. I fronti aperti sono quello dei tagli lineari, 200 milioni l'anno per comuni e 50 per provincia a livello nazionale. In Veneto tagli tra i 30 e i 40 milioni di euro. E poi c'è ancora la vicenda del PNRR. L'estate scorsa aveva già visto i comuni contrapposti al governo sul fronte dei finanziamenti PNRR legati agli interventi di riqualificazione urbana. I comuni veneti avevano rispettato i tempi, ma altri no. Così il ministro al PNRR Fitto aveva annunciato il definanziamento, lasciando nel limbo le tante amministrazioni con i cantieri aperti. Sempre durante l'estate una voce imprevista di spesa è stata aggiunta ai bilanci comunali, quella per l'accoglienza dei minori non accompagnati, che a differenza degli adulti non viene sostenuta da un contributo statale ed è senz'altro più onerosa per le casse già in difficoltà dei comuni. Insomma, il governo Meloni taglia risorse al territorio, a comuni e province, enti locali sul piede di guerra. Quindi ne avevamo parlato anche ieri nella puntata di Sveglia Veneto. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo per oggi è tutto. Sveglia Veneto torna lunedì prossimo. Nel frattempo a tutte e tutti voi un buon fine settimana.